Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che dovevamo prendere sta roba qua in mezzo che nessuno sa che roba è. Allora, intanto dobbiamo andare qua di nuovo alla stazione di ricerca. Mettiamoci così guadagniamo meglio energia. Allora, generatore, sì, impulsiva, sì. Bene, perfetto. Non è qui, non è neanche qui. Proviamo qui, non è neanche qui, però vabbè. Intanto peschiamo il pescabile. Ah, guarda, ce n'è uno raro, 40 centimetri, perfetto. Adesso sono già le 9 di sera. Ma prendiamo questi intanto. Molto bene. Dovrebbe essere in queste zone. Scusa un attimo. Oh, non ricordo, non l'ho capito. Sono belli grandi sti pescioloni qui. Occupano un macello di spazio. Forse ce ne sta un altro. Questi sono pezzi di legno. Questi sono polipi, niente. Allora andiamo di nuovo a Ponte Stellare per capirci. Dovrebbe essere quello là. E dopo ci facciamo anche una bella dormita perché ne abbiamo di bisogno. Altri 380, 390.
Allora facciamo riposa. Allora, sì, ma qua non... Intanto vorrei portare il cane. Dopo, vi ricordate che avevamo trovato di personaggi incappucciati? Ecco, quelli alla fine ti danno solo un libro da leggere. Sono andato a vedere ieri sera. È come una missione secondaria, non c'è nessun trofeo, non c'è niente. Quindi non serve neanche, anche perché sono a tempo. Io non lo sapevo, non te lo dicono, ma è a tempo. Io direi di andare qui, le rovinette, e girare per trovare qualcosa, perché non so neanche più dove andare in cerca, sinceramente. Vediamo se troviamo qualcos'altro, ma pesci. Non abbiamo mai pescato in mezzo all'oceano, quello sì. Là non abbiamo mai pescato, né di giorno. Questo qua ce l'abbiamo. Chi si ricorda? Sì, questo qua l'avevamo già pescato. Qua saranno altri pezzi probabilmente. I pezzi di materiale che non me ne faccio una massa. Pezzi di legno. Qua ci saranno altri pezzi di legno probabilmente. No, qua c'è un tesoro. Vediamo se riusciamo a pescare. Qui in mezzo c'è qualcosa. Oh, merluzzo. Bene. O intanto troviamo qualche specie strana, malformata e via dicendo. Ah, esaurita, va bene. C'è un altro qualcosa qui. Soliti sgombri, niente, niente di nuovo. Qui cosa abbiamo? Un squalo? Un signor squalo anche aggiungerei. Ah, uno solo. Qui te ne danno tanti e... calamari, peschiamo quelli, cosa vuoi che ti dica? Non è che ci diano tante robe. Vabbè, andiamo a casa. Ma vai a cagare. Cosa abbiamo perso? Ma niente, per fortuna dai. Abbiamo solo rovinato il scafo, il motore.
Pesci vendolo 300, bene. Maestro lascia. E sì, dai, 60. Merluzzo tricefalo abbiamo visto. Abbiamo preso. Io però adesso un po', guarda, stavo per andare addosso quel scoglio lì. Quello là un mostriciattolo, niente. No, non, sì, per di là devo andare, esatto. Oh, quanti occhioni. Oh, ci siamo arrivati. No, dormi. Non è molti. Dobbiamo, ho detto, andare alla ricerca di questo. Perché? Bel cane, lo rimetto là, dai. C'è questo e questo che sono rosa. Che non mi sbagli dentro. Abbiamo rotto un pezzo. Vabbè, andiamo a riaggiustarlo e ora anche d'olio e ci accaviamo anche con poco. No, l'ho rotto. Non me ne sono neanche accorto. Cantiere. Altri 30, vai. Ah vai, ma ora l'ho rotto un'altra volta. Beh, ormai sono qui. Ormai sono qui.
Due pesci malformati che si contorcono da sole. Qui sono due pesci solchi, piccoli solchi. Ma io non ho capito che pesce devo prendere, quello è il punto, cioè... No. Ma vai a quel paese. Ho danneggiato scafo, ma almeno non ti ho in mezzo le palle, dai. Spaccato su tutto qua. No, se ci dà una botta siamo finiti. L'ho sforzato un po' troppo. Vede, qui c'è un coso caglio, se ne vanno. Piano. Andiamo a... come si dice? Andiamo a mettere a posto sto baracchetta qua, se ce la facciamo. Abbiamo sfasciato tutto e... vabbè, con calma ci siamo arrivati. E abbiamo fatto danni anche peggiori, dai. Niente signori, io ripeto, non so più cosa fare, non so più dove andare. Questo sarà probabilmente l'ultimo episodio che porto di Dredge. Non sono capace di andare avanti. Non so dove andare in cerca delle cose, non capisco, a parte il cane che devo portare della geologa mi sembra, ma non mi ricordo neanche più dove. Cioè, giusto per darvi un'idea, cioè, non ne capisco più niente. Anche i pesci che ci chiedono, non so che pesci siano, quello è il punto. Ah, qua ci vuole il vulcanico. Intanto mi pesco qualcosa, ma questa... la gallinella ossificata. Chiudono davanti a questo... vabbè, ma... quali sono i pesci che vanno incastrati dentro le acchi? È che lo sa? Non ne ho idea.
Aspetta, fammi rivedere una cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché c'erano delle bandiere. Uno è questo. Che non sia anche un'altra. Che si contorcono da sole. No. E qual è l'altro pesce? Penso sia quello lì, penso. Ma non ne sono sicuro neanche un po'. Andrò a vedere comunque perché vorrei vedere sinceramente che pesci sono, eccetera, eccetera. Aspetta che ti vendo questo, si può venderlo? Certo. E qua, boh. Va bene, se io mi fermo qui andrò a vedere che roba è, cosa manca perché non ne ho la minima idea. Aspetta un secondo, però mi sembra di ricordare che la geologa. Intanto aspetta un attimo, mi fermo un secondo. Mi riposo. Mi sembra di ricordare che il cane. Intanto mi ha marcato. Alla stiva. Mi sembra che il cane vada a midoglia minore, midoglia maggiore. Mi sembra che vada per quelle. Allora, il faro è là. È giusta la strada almeno. Sì.
sì, peschiamo anche sta roba qua, tanto. Eccolo, un pesce. Chi è che ci domandava il pesce vela? Non credo. Aspetta, chi è che ci domandava il pesce vela? Ah, pesce remo era, no, pesce vela. No, ecco qua, il pesce vela. Figura vestita di rosso. E dove cazzo è la figura vestita di rosso? Quello è il punto. Mi sa che era qua. Mi sa che era qua e non lo troveremo mai più, probabilmente. No, sì, non lo troviamo più, basta. Allora, punta... No, noi dobbiamo andare a... Puntacciaio. Ma puntacciaio c'è solo la... la costruttrice c'è qui. Va bene, non è qui che dobbiamo andare noi. Dobbiamo girare... girare niente perché siamo arrivati. Pittore. Consegna ho trovato un pezzo di tessuto, fammi vedere. No. Niente. Andiamo dal commerciante. Magazzino. C'era questo qui. Giusto? Non è molto, ma meglio di niente. Poi andiamo di là e vendiamo il pesce. Vendolo, via, vendiamo tutto. 270 abbiamo preso però per questi due pisciolini. L'isola di Rocca Nera c'è solo... riposiamo e dopo mi fermo. Ripeto, guarderò cosa fare, come andare, perché guarda, non ne ho la minima idea. A parte che ci sarebbe il trofeo di tutte le aberrazioni, ma prima di trovarle fuori tutte, cioè, parliamo di settimane reali. Va bene signori, io vi lascio qui, grazie ancora per la visualizzazione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.